bentrovati, grazie per questo applauso che ci permette sempre di entrare col sorriso sulle labbra. E allora, per continuare in questo nostro cammino, vi presento i componenti della nostra famiglia più ristretta, perché poi c'è la grande famiglia allargata, come ho detto oggi in un'intervista, che è la famiglia del pubblico di Insieme. Allora, nella famiglia ristretta ci sono gli artisti, ci sono i nostri tecnici, c'è la nostra direzione e c'è anche il nostro angolo musicale, formato quest'anno da Marilisa Pino. Buonasera, buonasera. E dal maestro Lucio Nicolosi. Buonasera. Buonasera maestro. Buonasera. E ovviamente c'è anche la nostra Diletta Leotta. Eccola che arriva con l'applauso. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera Diletta. Ciao Salvo. Come andiamo? Bene, grazie. Buonasera meraviglioso pubblico dell'ABC. Bene, grazie bene. Buonasera a per Diletta. essere qui con e noi. buonasera a Marilisa, che sono, come dire, le due ragazze, le due bellezze di questo nostro salotto. E c'è anche Lucio. Capita. No, perché devo dire una cosa, ne sono arrivate tante mail e anche messaggi su Facebook, lo ricordo, Salvo la Rosa Insieme, per tutti noi, complimenti, incitamenti, suggerimenti. Ne è arrivata una anche per l'angolo musicale, Marilisa lo sa, e in questa mail c'era scritto: complimenti al maestro Lucio Nicolosi e alla sua bella compagna. Sì, Colosi, quello era un altro, Lucio Nicolosi e alla sua bella compagna, quindi insomma vabbè, così è. Compagna di viaggio, diciamo. Compagna di viaggio, ovviamente. Grazie, applauso per loro e anche per Diletta. Grazie, allora Diletta, Salvo. ci siamo? Partiamo? Ci siamo, prontissimi. Sì, siamo in perfetto orario, tra l'altro stasera due attori straordinari. Ad uno di loro è legato un ricordo particolare, perché venne a trovarci alla prima edizione di Insieme, pensate, nel 1994-95, e torna dopo tanti altri successi. Gli facciamo sentire l'applauso perché dietro le quinte si chiama Massimo D'Apporto. Applauso a lui e a Benedetta Boccoli, che sono in scena in questi giorni in Sicilia con L'Appartamento. Poi c'è il nostro Sasà Salvaggio, ci sono i Collaci, insomma sarà un'altra puntata stasera particolarmente divertente e coinvolgente. Marilisa Pino e Lucio Nicolosi, il nostro angolo musicale. Allora, siamo pronti per cominciare. Partiamo anche oggi con un gruppo che ieri ha riscosso notevole successo e quindi sono rimasti con noi anche oggi, faranno anche un momento live un po' per raccontare in musica questi 40 anni di attività. Ieri ho detto poi che quando un gruppo resta sulla cresta dell'onda per 40 anni, in qualche modo attraversa anche un lungo periodo della storia italiana, quindi a queste canzoni sono legati anche momenti della storia del nostro paese. Però voglio fare dei saluti Natale, perché è sempre giusto dare il benvenuto qui in studio ai gruppi che arrivano da un po' più lontano e che rappresentano la nostra bella terra di Sicilia. Per esempio c'è un gruppo che arriva da Barra Franca ed è la Proloco di Barra Franca, provincia di Enna. Grazie. Col signor Cucchiara ed altri rappresentanti sono da questa parte. Grazie. E invece c'è un altro gruppo che in qualche modo rappresenta la provincia di Ragusa, perché arrivano prevalentemente da Santa Croce Camerina, da Vittoria e da Ragusa. Marina di Ragusa e Ragusa, altro posto bellissimo della nostra isola. E poi ci spostiamo verso la Valle dei Templi, no?
che io vorrei vedere ancora più promozionata, ancora più diffusa in tutto il mondo. Siamo con un gruppo di Agrigento. Viva Agrigento, Girgenti, grazie. E basta, poi ovviamente insomma Catania la fa da padrone perché insomma è la città dalla quale andiamo in onda, per cui ci sono moltissimi amici. Ma partiamo col pezzo che ieri avete presentato qui ad Insieme ed è il nuovo singolo. Poi torneremo ad esplorare tutto il panorama musicale dei Collage. Il titolo è Non ti dimenticherò, che è un titolo bello perché non si dimenticano tante cose e i Collage ce lo ricordano. Allora, buon divertimento da Insieme, Non ti dimenticherò, i Collage, prego. Beh, insomma, avremo modo di parlare anche di un sito, di tante attività ovviamente legate al mondo della musica che i Collage hanno in cantiere, ma resterete con noi per tutta la puntata insieme con Massimo D'Apporto, con Benedicta Boccoli e con Sasà Salvaggio. Intanto godetevi l'applauso del pubblico di Insieme. Collage! Grazie, grazie a tutti. Vado su, Natale, anche perché i Collage... Ah, siete rimasti qui tutta la sera? Perché Tutta la sera. Qui vi ho lasciato ieri sera e qui vi ritrovo. Sì, non siamo andati neanche a dormire. No, Stamattina qua. mi fa piacere perché vuol dire che vi state trovando bene con Certo, ma non soltanto con te, ma con tutto il pubblico che arriva, ma soprattutto con tutti quelli che ci guardano da questa bellissima regione e non solo. Da noi. tutto il mondo. E sono tanti, attraverso il canale Blu ci guardano da tutto il mondo, anche attraverso internet www.antennasicilia.it, canale Blu che nel giro di qualche giorno tornerà perfettamente a regime, e mi scuso per qualche problema di visione che c'è stato dovuto ad un problema tecnico che stiamo risolvendo. Tra un po', a grande richiesta e a mia richiesta, tu mi rubi l'anima qui. Chissà il dottore Pellicanò e il dottore Sparacino quanti balli lenti hanno fatto con questa canzone. Vabbè, poi con loro parleremo di donazione degli organi, che è un altro argomento sicuramente molto importante. A te non lo dico perché non eri neanche nata, però papà e mamma tua ne hanno fatti tanti sicuramente, così come tanti balli lenti con Tu mi rubi l'anima li hanno fatti il papà e la mamma, che saluto, di Marilisa Pino. Allora ci siamo, partiamo con uno dei nostri comici che torna anche quest'anno protagonista, signore e signori, Sasà Salvaggio, eccolo! Buonasera Sasà. Buonasera. Come stai? Benvenuti. Applauso. Sasà Salvaggio. Yes. Ua. Ecco. Accomodati perché Dove vado? l'ultima, perché qui c'è una parte di una compagnia teatrale importantissima. E so che sei stato... Signora. Che c'è? Mi sta guardando la signora Maggi, che sicco di presenza, lo so, signor. Lo so, signora, la televisione purtroppo ingrassa e invecchia un po', quindi, però, ma noi ci manteniamo sempre giovani e arzilli. Bravo. So che sei stato in Spagna, Yes. a Barcellona. Anzi, a Barcellona. E tra un po' me lo racconterai perché so che sei rimasto particolarmente colpito da questa esperienza, è vero o no? Bella, bellissimo, perché ho partecipato al Festival internazionale della commedia di Barcellona. Era un festival multilingue in cui partecipano 8 stati, tra cui la Francia, l'Inghilterra, l'Olanda, e quest'anno è la terza edizione. Hanno deciso di inserire l'Italia e Chisti, non so ancora come hanno potuto, hanno chiamato me in rappresentanza Quindi allora ascolta, dell'Italia. ci sono due incongruenze, no? Intanto hanno finalmente pensato all'Italia, ci potevano pensare magari prima. No, ma c'è un motivo. Noi ci siamo, voglio dire, c'è, nell'Europa c'è pure l'Italia. No, ma c'è un motivo, perché la comunità italiana a Barcellona è un po' divisa, mentre all'estero gli italiani sono molto più coesi. Ieri abbiamo parlato della comunità, per esempio, che c'è negli Stati Uniti, è straordinaria. A Barcellona sono un po' a clan, tipo c'è il gruppo dei sardi, dei napoletani, dei siciliani, perciò sono un po' più divisi. E l'idea proprio dell'organizzazione, pensa che chi organizza è irlandese, era quella proprio di unire culturalmente anche tutti gli italiani che vivevano là. La seconda incongruenza resta perché tra tutti gli italiani, 55 milioni di italiani,
No. Gliela sceglie la tia. Lo sai com'è stato? Com'è stato? No, perché Com'è io poi stato? facevo domandare. Ci disse in spagnolo, ma come schifo io mi chiamai? Appunto, te lo sei posto anche tu questo problema. Certo, hai voglia. No, grazie a un ragazzo di Mazzara del Vallo, Sì. che figurati mi aveva visto a New York e che ora vive a Dublino, cose di pazzi, che gli ha segnalato il mio nome, insomma alla fine è andato tutto bene. Posso dire una cosa con affetto? Sì. Hanno fatto bene. Sasà Grazie. Salvaggio, so che ci ha rappresentato alla grande, vabbè, il lavoro che rappresentano si intitola L'appartamento, che è tratto anche da un film che negli anni 60, pensate, vinse ben 5 premi Oscar. E allora sono tanti i componenti di questa compagnia, adesso li ricorderemo tutti. Protagonista femminile del lavoro è Benedicta Boccoli. Eccola qua, buonasera. Buonasera Benedicta. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, Ciao, vado. benvenuta insieme. Applauso per Benedicta Boccoli. Grazie. Forte, forte, forte. Buonasera. Qui Qua. Benedicta. Non vicino a Sasà. Allora, se tu proprio ci tieni, io ti sistemo. Vabbè, vedete, che meraviglia. Vabbè, applauso per Benedicta Boccoli, che ho il piacere di ospitare questa sera qui ad Insieme. Grazie. Come da Costanzo, così, Sì, perché vabbè, mi avvicino un po'. Ecco, ecco. vabbè. Come va? Molto bene. Molto bene. Tu come stai? Io sto molto bene, guarda, quando c'è il contatto col pubblico passa via la stanchezza, passano via i problemi, si L'adrenalina. accendono le luci, c'è l'adrenalina del teatro, della televisione e tutto diventa più semplice. E per voi è sempre molto impegnativo perché ogni sera questo rapporto col pubblico diventa sicuramente forte, no? Sì, è la cosa più piacevole del teatro perché giochi con loro, capisci chi hai di fronte e dici va bene, adesso facciamo un bel gioco, raccontiamoci una storia. Bene. Io la racconto e voi avete una reazione. Bene, e lei è protagonista di questo lavoro, adesso racconteremo il suo ruolo. Intanto mi serve, per farla sentire ancora più a casa, l'applauso dei siciliani, quello vero. Benedicta Boccoli, grazie. Allora Benedicta, adesso arrivo poi al protagonista maschile, no? Il mio amore. Il tuo amore, lo presenterò per ultimo, anche perché, come ho detto prima, lui fu ospite alla prima edizione di questo talk show, cioè sì? quando tutto cominciò, tra i primi ospiti c'era anche lui. È malato, poverino. Lo so, adesso lo faccio arrivare per ultimo. Io voglio salutare gli altri protagonisti, veramente con grande affetto. C'è un altro siciliano che è Riccardo Maria Tarci, c'è Riccardo Peroni, c'è Carlo Ragone, per loro chiediamo un grande applauso, complimenti anche a tutta la compagnia. Prima di chiamare il protagonista, c'è anche un'attrice catanese alla quale noi siamo particolarmente legati perché ha fatto con noi una tournée bellissima l'estate scorsa, Lo so. con Casa Litterio, era la protagonista femminile del nostro lavoro, era una signorina che scuncicava al Litterio. Che vuol dire? Cioè lo insidiava un pochettino. Scuncicava. 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 Scuncicava ed è una brava attrice catanese che vi segue ormai da tempo e si chiama Rossana Bonafede, eccola qua che arriva. Buonasera Rossana, eccola qua, Buonasera. il peperino, buonasera. Buonasera, ciao Sandro. Ciao, fatti baciare che è da settembre che non ti Buonasera. vedo. Accomodati accanto, mi metto? accanto a Benedicta. Ma la mia amica Benedetta, ecco qua. E adesso vi chiedo un applauso che partirà spontaneo perché insomma lui è un attore amatissimo dal pubblico del teatro, dal pubblico della televisione, perché insomma ha fatto veramente tantissime cose e in questi giorni è in Sicilia protagonista dell'Appartamento in un ruolo, Benedicta, che fu di Jack Lemmon, no? Come no. Quindi anche un ruolo sicuramente molto impegnativo, mentre invece al cinema il tuo ruolo era interpretato, anche qui insomma da far vibrare i polsi, da Shirley MacLaine. Sì, è tosta? Sì. Bella tosta. Infatti, Però io vi verrò a vedere al Metropolitan, però mi dicono che, come dice il signor Litterio, ci facete troppo forti, cioè siete bravi, E allora l'applauso forte per Massimo D'Apporto! Eccolo qua, Massimo D'Apporto, ad Insieme. Bentornato. Grazie. Ciao Massimo. Massimo D'Apporto. Grazie. Io chiedo scusa al pubblico presente in sala e al pubblico a casa perché purtroppo ho la bronchite. Allora chiedo al signore, al mio amico La Rosa, un nimassetto per Tussiri. Allora, ascolta, siccome siamo a casa e siamo in famiglia, tu da 7 da
quando ti viene di tussiri, tussiri, fallo pure. Ti ringrazio. Allora, dirò solo una cosa, perdonatemi, futtatinni. Va bene, grazie. Tranquillo, scusatemi, ma ci voleva, nel senso che, Massimo, quello che ho detto prima è vero, cioè è un vero piacere riaverti qui perché tu ti sei ricordato di quella volta che sei venuto a trovarci con un altro lavoro, eri con Nancy Brilli quella volta in tournée ed era la prima edizione di questo talk show che poi devo dire si è dimostrato molto fortunato perché è andato avanti e grazie veramente di cuore, lo stavo dicendo io ma lo hai anticipato tu, l'ha detto anche Benedicta, perché insomma non stai benissimo di salute però hai preso un impegno con noi e allora mi serve l'altro applauso di ringraziamento, grazie Massimo. Che succede in questo appartamento? Chi me lo dice? Vuoi che lo dica io? Che succede in questo appartamento? Io non so se voi conoscete il film, insomma, conoscete il film, molti di film voi, forse i famosissimo. giovani no, dici no, nessuno conosce il Tanto film. qui abbiamo anche la locandina, ecco, del lavoro, sì. In sostanza, per farla breve in sintesi, allora lui lavora in un'azienda e presta il suo appartamento ai vari capi di questa azienda per andare a fare cosucce con le loro amanti. Ah, bene. Ed è una cosa, insomma, un tema abbastanza attuale. E questo volevo dire, adesso ci arriviamo, perché è un lavoro antico, ma moderno appunto, perché insomma chissà perché mi ricorda qualcosa questo, quindi cioè lui presta il suo appartamento per fare carriera ai capi della sua azienda. E allora? Lei è un'ascensorista, è una donna molto fragile ed è l'amante del grande capo. Ecco. Ma l'amore vince su tutto e loro si metteranno insieme. Grande sintesi, Bravissimo. Mamma mia. Qui ci vuole l'applauso, quello è che sottolinei. No, però la sintesi è perfetta, del resto poi è uno spettacolo che fa ridere, è uno spettacolo che fa pensare, è uno spettacolo cinico che racconta una realtà di una società che è molto simile alla nostra. È vero, questo stavo per dire, il lavoro andatelo a vedere, quindi noi lo abbiamo soltanto sintetizzato, però Massimo appunto pur essendo un lavoro datato nel senso che ha qualche anno, è però attualissimo perché insomma il tema c'è, riconquistare l'innocenza perduta, riconquistare i valori perduti, perché poi alla fine comunque diciamo che l'amore trionfa, diciamolo così, poi vedrete il lavoro e quindi tema sicuramente di scottante attualità. Allora, questo è stato scritto alla fine degli anni 50 e ritroviamo gli stessi difetti che abbiamo noi nel 2010-2011 per un semplice motivo, che i difetti umani sono sempre gli stessi. Non c'è stato nessun miglioramento, perché a meno che non riescano a bombardare i nostri cromosomi, a distruggere la nostra personalità, a farci dei soldatini, i problemi saranno sempre uguali. Per cui dire che è attuale per forza di cose, ma anche delle commedie di Molière, di Pirandello, insomma, sono sempre attuali, perché i difetti umani sono sempre stati l'uomo gli stessi. è sempre uguale a se stesso, cambiano i tempi, ma i difetti restano. È vero, stiamo vedendo delle immagini, Benedicta, che abbiamo trovato. Concentrati, Sassà. Esatto, sì. Che sta succedendo qui? Io ho tentato il suicidio. Sì? Sì, ho preso una boccetta di pillole e loro stanno cercando di tirarmi su. L'altro protagonista è Riccardo Peroni, che salutiamo con grande affetto. Questo è un momento del lavoro, Benedicta, che vi ha portato già in tour per l'Italia, avete fatto tantissime date, ve lo raccontava quest'estate Rossana, tante altre le avete già fatte in questo inizio di stagione, adesso la Sicilia. Sì, che devo rispondere? Non lo so, no, mi devi dire com'è stato questo tour per l'Italia, insomma, siete stati sempre accolti molto bene. Sì, fortunatamente è andato molto bene, poi insomma il pubblico ha voglia di vedere questo spettacolo e questo credo che sia una cosa molto importante, forse si identifica anche un po', è uno spettacolo allegro, poi c'è Massimo che attira molto. Ah sì? Massimo, guardate questa bella foto in cui siete insieme. Massimo attira molto
Ma no, volevo, capito, no, dal punto di fargli vista un po' di complimenti, sì, lo so, perché ieri abbiamo avuto una piccola discussione, allora... Io vi avevo messi vicini, poi tu sei andata da questa volete... Sì, sono un po' in polemica. Ah sì? Perché? Allora vogliamo sapere, vogliamo farci i fatti vostri. Attiro molto le nonne giovanili e le mamme. Le nonne giovanili non è male. Ormai quello che c'era da fare è stato fatto, abbiamo già dato. Va bene. Ma di che parli? Io non ho capito. Dici che attira solo le nonne giovanili, Ah, no, quello che è stato fatto è vero, stato non è fatto, vero. ho detto basta. Non è vero, ma è un ragazzo fantastico. Grazie per il ragazzo. Sì, va bene, vedo che sta cercando di recuperare. Allora, Benedetta, non lo voglio sapere cosa è successo, ma qualcosa è successo. Lo so bene. No, è stato un grande incontro, devo dire. Infatti quello che mi diceva Rossana è che voi giocate molto, cioè mi raccontava quest'estate che è una bellissima compagnia, cioè una compagnia dove, e questo è molto importante, soprattutto quando si sta in tournée molto tempo, in cui il divertimento, lo stare insieme diventa sicuramente piacevole. E poi sono state abbattute tutte quelle forme di gerarchia, il primo attore, la prima attrice. Siamo tutti amici, ci siamo inventati l'altro anno, quest'anno non lo stiamo facendo più, ma comunque l'altro anno per un fatto di affetto nostro abbiamo fatto il ringraziamento finale che eravamo tutti abbracciati, di solito vedi, poi quello, invece si è riaperto il sipario e stavamo tutti assieme, tutti uniti. Per cui questo aiuta molto la forza non soltanto di noi come compagnia, ma anche la forza dello spettacolo, perché questo affetto, questa forza che abbiamo tra noi si legge durante lo spettacolo, si nota, la trasmettiamo al pubblico, è per questo che siamo poco attori in scena, raccontiamo delle cose vere, ecco. Questo è molto bello, bravo Massimo. È proprio questa è una fotografia in cui c'è la compagnia, quindi confermiamo questa armonia che esiste tra di voi. Ho citato i nomi dei protagonisti. Dicevo in fase di presentazione Massimo D'Apporto, attore di cinema, attore di televisione, attore di teatro. In questo momento stai facendo teatro con questa tournée, però c'è una tua preferenza particolare? Insomma, ti trovi meglio da una parte oppure dall'altra? Passi tranquillamente da un set all'altro, da un palcoscenico all'altro? Poi vedremo dei filmati che sono pronti. Facendo un ragionamento dopo tanti anni di lavoro, io una volta dicevo mi piace il contatto col pubblico perché è immediato, fare cinema e televisione, il risultato ce l'hai quando il film esce nelle sale oppure quando viene trasmesso quel programma. Però a distanza di anni, essendomi fatto un'esperienza in tutti i campi, io penso che il contatto col pubblico è fantastico. Per avere un contatto col pubblico sempre vivo bisogna fare delle cose che entrino nelle case degli spettatori, che diventano da spettatori potenziali a veri spettatori che per stima oppure per curiosità, per affetto, vengono poi a riempirti i teatri. Per cui dico, benissimo il teatro, ma ci deve essere per forza cinema e televisione, soprattutto o cinema di qualità o televisione di qualità che ti aiuta, diciamo, a tenere il pesce sempre con l'occhio vispo. Ecco. Che è importante, benissimo. E allora, poi vedremo anche delle belle foto di Benedetta. Stasera un po' ci parlerà della Spagna. Olè. Lo sapevo. Però abbiamo recuperato due cose tra le tante che hai fatto nella tua carriera, Massimo. Una ci riguarda molto da vicino, la vedremo dopo perché questa fiction, questo film su Giovanni Falcone, lo vedremo tra un istante, è un'altra maniera per rendere omaggio ad un grande siciliano, lo faremo tra qualche istante. Poi c'è anche Distretto di Polizia 7, vediamone una scena che certamente avrete visto in TV. Prego. Commissario, ancora lei? Ma non vi è bastato ieri? Buongiorno. Che ci fa qui? Sappiamo chi è l'assassino di suo figlio. Alberto! Devo fare! Ecco, bravo. Scappa. Dammi un motivo per ammazzarti. Faccia a terra. Non te meriti manco da morire per quello che hai fatto, pezzo di merda.
si fidavano di te. E tu gli hai rapito il figlio, lo hai ucciso, un bambino di 3 anni! Alberto. È vero quello che dice il commissario? È vero, Alberto? Non sono stato io, è stato Carlito. Basta con le cazzate! Portatelo via! Mi dispiace. Jacopo era già morto quando sua moglie è venuta a denunciare il rapimento. Qualunque cosa avessimo fatto sarebbe stato inutile. Eri il commissario di polizia Marcello Fontana, Sì, per Canale 5. Ero molto teso perché in quella villa c'erano 2 Doberman, volevo finire il prima possibile Ho di capito. fare la scena. Quindi non era proprio una... No, l'applauso se c'è, No. lo giriamo. No, ma è vero. Non era scena allora, era verità, Ero cioè, non eri tesissimo. teso per la No, scena. no. Stavo con l'occhio sempre che mi guardavo intorno. E c'era questo cane che era... Due era addirittura, una coppia. quindi... Era una coppia. Era una coppia, va bene, insomma, che c'è, sa, perché ridi? No, stai immaginando la scena, no? Mentre tutti giravano, Ti no? immagini tutti seri, lui le devo dire... C'era l'altro poliziotto che arresta l'assassino, gli salta addosso e lui c'è con l'occhio al cane. E invece, tra le tante altre cose, Massimo, c'è questo lavoro che certamente ti avrà emozionato. Giovanni Falcone, l'uomo che sfidò Cosa Nostra, questa volta un film TV per Rai 1. Sì, quella... Là È stata un'esperienza particolare. Non c'è da scherzare perché Assolutamente no. io quando sono arrivato a Palermo per girare, andando via da Punta Raisi, a un certo punto andando verso Palermo si incontrano una stele con i nomi dei caduti, delle vittime, dei caduti, e l'ho guardato con curiosità. Quando ho finito di girare, dopo 40 giorni, sono passato davanti a quella stele e ho capito l'importanza del sacrificio che avevano fatto queste persone e mi sono emozionato moltissimo. Ancora adesso, quando ci penso, provo delle emozioni che è difficile descrivere. Ho vissuto quei 40 giorni a contatto anche con piccoli mafiosi, ho conosciuto anche le abitudini di Falcone, ho visto le foto di Falcone private in famiglia, le 2 sorelle, Anna e Maria, mi hanno fatto vedere le foto di Giovanni Falcone, ce n'era una che era vestito da fatina per Natale, pensa che stranissimo. Insomma, si sente ancora il dolore in queste 2 donne, che sono una molto combattiva e l'altra invece è più donna fragile, ecco. Però erano 2 belle presenze nella vita di Falcone, nella vita privata. Allora, Falcone, l'uomo che sfidò Cosa Nostra, approfitto davvero volentieri della presenza di Massimo per riproporre questo spezzone, non solo per omaggiare un grande attore, ma soprattutto, Massimo è d'accordo con me, per ricordare una delle bellissime figure di questa terra di Sicilia, Falcone, Borsellino e tutte le vittime della mafia, agenti di polizia, giudici, persone appartenenti alla società civile. Rivediamo questo spezzone, è un momento in cui tu incontri un attore catanese che si chiama Adriano Chiaramida. Vediamo Giovanni Falcone, l'uomo che sfidò Cosa Nostra. Massimo D'Apporto, prego. Complimenti. E continueremo a parlare dell'appartamento, ma prima ancora so che Benedicta è molto curiosa di sapere quello che hai fatto a Barcellona e in Spagna. Allora fermati un attimo Benedicta, devi solo pazientare 2 minuti perché dopo questo signore ti racconterà soprattutto il rapporto, no, Sicilia-Spagna. Ma sì, visto che loro conoscono bene, magari vediamo quello che esce. Va bene, vediamo quello che esce fra 2 minuti, intanto la nostra Diletta in pubblicità, prego. Dammi 3 parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare, dell'amore che ti vuole prendere o lasciare, stavolta non farla
Il nostro angolo musicale, Marilisa e Lucio. Sasà, vieni al centro del palco con l'applauso del pubblico. Hola, hola. Perché a questo punto sale la curiosità. Voglio sapere cos'è successo a Barcellona. Ma ti devo dire, c'era grande fermento per Barcellona e Real Madrid. Cioè, beccai giusto la settimana che io volevo andarmela a vedere. Ma sei tornato prima? No, tra l'altro la stavo seguendo pure per quelli che è il calcio. Che tu che Simona Ventura, Simona con Barcellona ha avuto un rapporto molto inside. Giusto, siccome ci sono state delle elezioni in Catalogna, l'hanno spostata poi a lunedì. Perciò prima del martedì, poi ne fotterono praticamente e non ci siamo potuti vedere. Però il Barcellona ha vinto 5-0, quindi saranno contentissimi. Sì, alla faccia di Mourinho, guarda che noi ci piace. Si è preso una sberla a sì, 5 mani. Sai, Barcellona ormai tutti fanno chic. Ma anche noi l'altro giorno abbiamo cambiato a proposito di calcio e di gol, visto che insomma c'è qualche amico. Tu sei romana, no? È romana, siccome noi così domenica casualmente abbiamo battuto la Roma a Palermo 3-1. Casualmente. Bravo. Abbiamo battuto la Roma 3-1, infatti dopo la sconfitta Totti da Vodafone è passato a 3. Questa è carina, tu sai che... Io non applaudo. Tu sai che insomma... Noi catanesi abbiamo qualche discussione in atto con i romanisti e invece speriamo che il mondo del calcio si rassereni e si rappacifichi. Questo allora, lo sapevo. No, per me è sempre una bella occasione andare all'estero perché tu vedi, si parlava prima di mafia, purtroppo noi siciliani veniamo visti come terra di mafiosi. Ovunque vai, sarà successo a tutti voi, appena vai all'estero e dici che sei siciliano, la prima cosa che ti dicono è mafioso, subito. Vero. È successo, ma a me lo sa una volta dove mi è successo, all'isola di Sambat, ai Caraibi, e c'ero io, i Caraibi, signora, sapete nei Caraibi, lontano, molto lontano, c'ero io e un mio amico di Catania, c'era un ragazzo di colore che ci voleva vendere lo spinao. Lo spinao, tradotto nella loro lingua, era il fumo, le canne, cosa che non dovete fare, no? Allora chi insisteva, fratello, spinao, o ne volevamo, te ne chiede, o ne volevamo, e quello spinao, e insisteva. Allora, siccome noi diciamo sempre di no, questo per minacciarci, per farci spaventare, ci fa l'amico, we are Sicilian boys, siamo picciotti siciliani, annuati. Ci disse, chi siete buati? Allora, amico mio fa, I am from Catania, e parlando per me ci fa my friend from Palermo, che appena ci disse Palermo c'era un albero di banane, è scappato sull'albero, tanto che io mi ci avvicinavo, ci disse what, che è successo? Chi di lontano mi faceva Totorrina, ci disse ma vaffanculo Totorrina, ma cosa di pazzi? All'isola di Sambat, signore e signori. Figura, racconta sempre, tu che sei stato da poco in America, l'amico mio ci domanda, chiedo subito, where do you come from? Da dove vieni? L'amico mio contento, I came from Sicily, sogno siciliano, Sicily, where? Palermo. E chi ci disse? A Palermo se c'è cecci mafiosi. Siccome quello sapevo, guarda, me l'aspettavo, purtroppo noi siamo vittime, insomma, di questa cosa che ci portiamo. Ma mi creda che i siciliani sono brava gente, no, se c'è cecci mafiosi. Sì, lo so, purtroppo, sa, soprattutto in America siete abituati a vedere The Godfather, Il Padrino, queste fiction sulla mafia, ma mi creda che i siciliani sono gente operosa. No, se c'è cecci mafiosi, l'amico mio si stava cominciando a incazzare. Lo senta, io lo capisco, ma non è che puoi insistere, mi creda, che i siciliani sono brava gente, una piccola minoranza. No, se c'è cecci mafiosi, insomma, questo continuava, minchia, l'ha dovuta ammazzare. Cioè, quando tu dici... Quando dici che non se ne può fare a meno, non se ne può fare a meno. Vabbè. Mi permetto, grazie, un po' buono. Mi permetto di scherzare. Grazie, dopo mi permetto... Fatelo, perché un applauso ti sta sempre bene. Quindi mi permetto di scherzare su noi siciliani, che come diceva Cicerone, i siciliani hanno una grande particolarità, che è quella di ridere degli altri, ma di ridere di loro stessi. Il nostro famoso autoironismo, lo diceva prima Salvo, con una formula filosofica che ci ha fatto superare di tutto, che qualsiasi cosa succede in Sicilia, il siciliano come risorge. Ma sì, fottiti, netterama a campare. Ecco, aspetta, signore, col futtitinni abbiamo sconfitto 13 dominazioni. Arabi, normanni, fenici, bizantini, spagnoli, francesi. Qua arriva in Sicilia, diciamo che siamo un popolo ospitale. No, aspetta, lo facciamo per ce ne sono stati tanti, sì.
Sì, dominatori ce ne sono poi stati ce n'è tanti. una in corso, che è quella 14ª, una dominazione in corso. Quale? I cinesi. È vero. È vero, A Catania non ci sono i negozi, quelli con le palle. Ci sono interi quartieri. Bravo, a Palermo interi pure. quartieri. Palermo c'è in via Lincoln che pare Shanghai. Tutta se dai, dice, ma sono a Palermo. Guardate, ci stanno invadendo silenziosamente. A picca, tu vedi un cinese, tac, l'indomani un ristorante. Tu vedi piano piano. Allora io, tra l'altro, la lingua siciliana, poi mi chiedo, perché sono uno che studio, un po' di cinese ce l'ha. Ah sì? E se ti sento parlare così, come si fa? Cofo, che fo, sango, vieni qua. C'è un po' di cinese nel nostro. Allora io mi sono chiesto, ma può darsi che proveniamo dalla famosa dinastia dei Ming, visto cosa? Scusate, Ma visto cosa? No. Vabbè, scusa, io parlo. Spiega. I Ming sono stati una dominazione di grandissimo spessore culturale, grande potenza. I Ming, siccome noi i Ming lo diciamo spesso. Sì, vero, lo diciamo spesso. Nascono i famosi interrogativi inquietanti. Ma siamo discendenti allora della famosa dinastia dei Ming? Oppure, ma da che Ming di dinastia veniva? Questo è quello che ci chiediamo. Perché eventualmente dice. Risolviamo il problema. Vabbè. No, ritorniamo alla Spagna. Alla Spagna, sì. Anche che poi, sapete, noi, per esempio, guardate, per la Sicilia e la Catalogna hanno tante cose in comune, vede? Perché la storia della Sicilia è veramente molto importante. Noi abbiamo avuto una dominazione spagnola dal 1200 al 1700 circa. D'altro una dominazione che ai siciliani è piaciuta, perché gli spagnoli sono persone allegre, divertenti. D'altro le quattro simboli, le chiamano le quatre barres, che sono i colori giallo e rosso, sono anche i colori della regione siciliana e anche della provincia di Messina. E non a caso abbiamo anche un Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. Abbiamo tutto in Sicilia, non ne manca niente, pure Barcellona c'è. E anche la lingua, il dialetto siciliano è stato contaminato da molti vocaboli di spagnolo. Io per esempio me ne sono scritti qualcuno, per esempio il cortiglio, che è uno sport principale per i siciliani. Come no? Noi cortighiamo di tutto e tutto. Viene da cortiglio, che è cortile, proprio il vocio che c'era nel cortile. Aspetta un attimo perché Beneditta si chiede cos'è un cortiglio. Il ciciulio, insomma, no, il gossip. Cortiglio è quando tu arrivi e parli di tutto quello che non dovresti sapere, ma lo sai. Poi pettegolezzo. Il pettegolezzo. Poi non c'è cosa peggiore di un siciliano. Tu non raccontare mai niente a un siciliano. Ah no? Perché un siciliano ti dice: guarda, te lo racconto a te, mi raccomando. E resti fra noi. Che non ti dice puoi stare tranquillo. No, anzi, qualcuno dice a mia Maurizio, a mia. E che mi sta dicendo? Il giorno dopo, tranne il TG1, lo sanno tutti. Sanno tutti. Cioè, guai a contare cose siciliane. Va bene. Perciò poi dicevamo che la caponata. La caponata famosa è da caponata. Iurnata viene da iornata. Crianza, che significa educazione, si dice mala crianza. Poi si dice proprio crianza. Cannavazzo, che da noi per esempio a Palermo ti dice sei uno straccio. Viene da canamajo. La zita famosa, quanto è la mezzita, viene da cita, che significa appuntamento. Sgarrare viene da esgarrar. Passeare, che è un altro sport siculo, viene da passear. Perciò se io volessi di fare una frase di senso compiuto, volessi dire basta con sto cortiglio sulla mezzita, va passia, non fare mala crianza e non sgarrar canamacio, sto parlando in spagnolo. È vero, avete visto? Quindi senza saperlo buona parte di voi e buona parte di noi parla lo spagnolo, hai visto? Poi ho conosciuto i personaggi famosi della Spagna. Ah sì? Sì, perché c'erano i VIP. Ho conosciuto il più forte tuffatore spagnolo, quello più bravo, che si chiama Casco de Panza. Dice che è bravissimo proprio a fare i panzati. C'è un ragazzo che sulla panza è rimasto un pochettino. Poi c'è la più forte tuffatrice anche spagnola, che si chiama Maria che Panzata. Poi c'è la più grande cantante pure spagnola, che è Dolores de Panza, quando canta. Poi c'è la vedova più affranta della Spagna, che si chiama Esperanza de Escobar. Vai! Vabbè. Quella è. Se tu l'hai incontrata, scusa. Così è. Poi c'è la donna più freddolosa di Spagna, che si chiama Amalia Delana, e che sente sempre freddo. Poi c'è il più astuto investigatore spagnolo, che si chiama Vasco Tesgama, che te incoce. E poi il più noto petomane spagnolo, e chi se l'avevo, che si chiama Vasco Reggiando. Vabbè, d'accordo. Olè!
Va bene. Cosa che fa? E quindi è stata la tua esperienza spagnola? Spagnola, poi tra l'altro ho incontrato anche una coppia di siciliani. Beh, i siciliani sono dappertutto. Visto? Che c'è? Rido come i bambini. Brava, ridere fa bene alla salute, Sì. come si dice, fottetini, ride. Allora dicevamo Stasera è così, in albergo. In albergo. L'albergo bellissimo, eravamo alla Diagonale vicino alla Ramblas, La Ramblas, questo vialone meraviglioso. Faccio uno spot. Guardate che Barcellona è una città bellissima, bellissima. Vi innamorerete di Barcellona. È vero, bellissima città. Non l'avete già fatto? No, vabbè, ma poi adesso con i voli fatevi Sì, weekend, partite, perché poi conoscere altri popoli è importantissimo. Barceloneta, questa spiaggia meravigliosa, è vero. Molto molto bello. Sì. Ma poi c'è il mercato, a proposito Sì, dei come mercati, c'è il mercato che si chiama la Bocheria, che è un mercato bellissimo che corrisponde ai nostri, ma è talmente sistemato, la frutta pareva finta, pulita, tutto sistemato. C'è un bel rispetto delle regole, ecco, dovremmo imparare è vero. dagli altri anche il rispetto, anche il traffico. Io vedevo per esempio, arrivavano i pedoni, cosa faceva davanti il pedone? Quello di Barcellona frenava perché aspettava che il pedone passasse in Sicilia. Da noi il pedone ci dà già fastidio. Quando lo vedono, amore, levati che devo passare. Poi si dice, noi ci manca questo senso un po' civico. Per esempio, quando io ho visto delle scene, che anche a Milano capita che posteggiare in doppia fila, può capitare un'urgenza, il milanese esce, scusate, è stato un imprevisto, tac, chiede scusa e se ne va. O siciliano scusa non ne chiede. Intanto posteggia al centro della carreggiata, proprio in mezzo alla strada. Tutte che suonano la faccia del siciliano. Ma che è tutta questa confusione? E chi dice, ma è sua la macchina? Dice, mia, e allora? Ma non la vede che ha bloccato tutta la strada? Non è che chiede scusa. Si affaccia, guarda la corsia, taglia la macchina e ci dice, ci passa un camion. Sì. Però prima guarda, verifica e poi dà la spiegazione. Questo senso civico. E ti dicevo, in albergo c'era una coppia di siciliani alla prima notte di nozze di sposini che avevo visto. Allora, siccome avevano lo stesso corridoio, mi dissi a questa discussione. Loro entrano nella stanza da letto e chiedo, amor, in stasera in Spagna mi sento un toro, mi sento... Allora quella è, amore, entro in bagno, mi preparo, ti aspettos, che già parlava spagnolo. Ti aspettos? Noi ti siamo così, cangiamo, aspettos, amigos. Che basta mettere una S e parliamo spagnolo. Noi siamo già spagnoli. È vero. Perciò, e lei entra nel bagno e non usciva, che so, mezzanotte, l'una, le 2, ci tuppoleava, oh, amor. Ecco, un attimo che esco, le 3, le 4, le 5, le 6 del mattino, chissà, non dicevo, poi sento tuppoleare il cameriere che gli porta la colazione in camera, perciò che fa? Questo entra, appena l'emozione, esce dal bagno e chiede, bella, si italiano, sta ancora a casa. Nel frattempo, con la porta socchiusa, passa una coppia di spagnoli e ci fa quello, amor, vamos alla siesta, che in spagnolo dice andiamoci a coricare. Minchia se vota chi, sentista chi si stanno a fare la siesta e noi ti mancamo fatta prima, ci fa chi. Ma che vuol dire? Non capiscono. Vabbè, comunque è stata una bella esperienza. È stata una bella esperienza, speriamo di ritornarci presto, bella. Grazie, hasta luego, amigos. Salvaggio, va bene, poi, grazie. Poi continuiamo, vabbè, bene. Ricordiamo chi sei tu sulla scena? Shirley MacLaine? Sì, Uguale. Shirley MacLaine. No, però insomma, abbiamo alcune foto. Io questo volevo chiedere al nostro regista. Ho detto a Benedicta che il nostro regista ha scelto autonomamente. Vediamo che cosa c'è. Vediamo. Adesso arrivano le foto di Benedicta. Sono talmente belle che le aspettiamo. Oddio, capisci? c'ho un po' paura. Il desiderio cresce, la voglia di vedere arriva. No, ma... Eccole. C'è una preparazione. Avete visto che bisognava aspettare, Massimo? Bisognava aspettare. Uguale a Shirley, vedi? Eccola lì. Poi, vabbè, questa è un'altra inquadratura. Sì. Ecco. Wow, questa è un po' più seria, un po' più... Dell'82. Quella sono dell'78. Ma che 82. Ecco. Questo è Sunshine. Questo è Sunshine, che è un altro lavoro che tu hai fatto qualche tempo fa. Con la regia di Albertazzi, Esatto. prodotto dalla Ferilli. Questo è Maurizio Micheli in Buonanotte Bettina. Come visto alcuni momenti... Qui eravamo molto piccoli. In bianco e nero. È una foto d'epoca questa qui che noi abbiamo recuperato da un archivio storico, Massimo, sì. Questo è il mio primo spettacolo teatrale, ero vestita da fantasma. Eccola 20 lì. anni fa. Quindi, Questa è dipinta da un pittore. da un pittore. Molto così. Sì. Ma dove l'avete trovata? Li abbiamo trovate. Noi abbiamo un regista che
che cerca, che lavora molto d'archivio. Avete visto? Grazie. Guardate ancora. E qui come sei? Questa era una commedia musicale che si chiamava Can Can con la regia di Gino Landi. Sì. E facevo il ballo dei tini che tu dovresti ricordare. Sì. E poi vediamo se c'è altro, perché io non ho voluto neanche guardarle, ho detto al regista fai tu. Qui arriviamo a quelle sexy. Sì, così, perché tu hai fatto un servizio per un giornale, se non sbaglio, per Fox, dico bene? Sì. Sì? Sì, questo è un momento molto professionale della mia vita, qui si vede come io ho canto, chiesto, ballo, recito. va bene, però io ho sentito in un'intervista tua che tu hai detto sono stata molto contenta di aver fatto questo servizio. Beh, farlo a 40 anni a 40 è diverso anni, esatto. che farlo a 30, no? Perché è diverso? Dillo tu, a 40 anni. A 40 anni hai fatto tante cose e hai meno timidezze, perché non è che ti esponi, cioè ti sei già esposto prima, hai fatto delle cose, dici va bene, forse a 40 anni se me lo posso ancora permettere va bene, Va no? bene, sì, l'applauso che parte, devo dire, spontaneo, senza aiuto dell'assistente di sala. Conferma. Dove Qui sei l'ha spaccata sugli elefanti. Ah, sugli elefanti, ecco, insomma, diciamo che non ti sei fatta mancare nulla, dai, eh? No, assolutamente no, mi piace, qui facevo la vecchia zitella con Edoardo Siravo. Esatto, che conosciamo bene, che salutiamo, è un nostro amico. E beh, ancora con Edoardo Siravo e tante altre foto. Torniamo un attimo in salotto, sai perché Natale? Perché volevo un commento di Massimo, perché quando hai visto le foto di Fox... E quando lei ha detto... Quelle non erano foto di Fox, però. No, vabbè, quelle foto lì hai detto... hai fatto... C'è da dire che quando una donna bella ha il coraggio di farsi fotografare dopo i 40 anni, la differenza è soprattutto che dopo i 40 anni il fotografo non ti salta più addosso, è quella la differenza soprattutto. Io pensavo ci fosse una risata con l'applauso. No, non ci è piaciuta tanta questa. Cos'è? Ecco, abbiamo anche Fox, abbiamo anche Fox, abbiamo tutto. Allora, il senso di queste foto, io ho posato per la prima volta, oddio, ma è molto imbarazzante questa cosa. Per la prima volta nuda a 40 anni perché facevo uno spettacolo con Albertazzi che faceva la regia, dove facevo la parte di una spogliarellista di Peep Show. I peep show sono quei luoghi dove gli uomini vengono a vederti, tu sei dentro la cabina, mettono dei soldi e tu fai sesso con loro virtuale, cioè ti fai vedere ma non ti fai toccare, quindi una paraprostituta. Prodotto da Sabrina Ferilli ed era uno spettacolo, per me ha avuto una grande importanza perché aveva un concetto forte, perché oggi forse l'immagine della donna è molto più importante del contenuto, no? Insomma, oggi se sei giovane e bella ha un senso, dopo i 40 forse hai meno senso e questa è una cosa un po' umiliante. E quindi tutto questo concetto, questo spettacolo, abbiamo fatto un servizio fotografico. Bene, brava. Eccoli, vabbè, possiamo ritornare, va bene, ritorniamo in studio. Insomma, eccola, abbiamo fatto un servizio... Quello che fai con me da 2 anni. Esatto. Vabbè, perché che cosa vorresti da me, scusami? La frase mi ha colpito è stata: ti fai vedere ma non ti fai toccare. Esatto. Quello che lei sta facendo con me da 2 anni. Bene. E quindi lavoro con te per altri motivi? Sì, certo, lavora con me perché per altri motivi. E quali sono i motivi? La gradevolezza, insomma. Poi io faccio finta che ho una storia con lei, perciò faccio quello che gira così con la mano sulla spalla, ciao. Fa finta, cioè... Beh certo, qualcosa devo fare. Qualcosa deve fare, vabbè. E tu confermi, perché tu sei una nostra testimone, insomma, perché li segui da un paio di anni. Fanno sempre così. Fanno sempre però così. Sono divertentissimi. Sì? Io alle volte mi sento a casa che seguo una fiction. Sì. È vero, ve lo dico. Vabbè. Dai, fate così che mi diverto. Ma tu ce lo hai detto durante la nostra tournée? No, sono proprio simpaticissimi. Che succede? Che è? No, volevo... No, niente. No, voglio sapere. Era uno sketch che si non devono capito, toccare. Via, 1, 2. Che fa? Si toccano? Ok. Vabbè, applauso, va bene, d'accordo, non era stato provato. Vabbè, allora io ho preso un impegno con Massimo e lo libererò un po' prima della fine della trasmissione perché lo voglio ancora una volta ringraziare. Domani bisogna tornare in scena. Ma voi quando finite? Noi finiamo alle 11:20. A mappa? No, ti libero prima anche perché poi tra un po' te l'ho chiesto, mi hai detto di sì. Voglio fare un grande omaggio a papà tuo, lo facciamo tra un po', facciamo un omaggio a papà suo tra un po', io scendo perché voglio sentire la canzone, quindi
voglio preparare i collage col loro pezzo, così continuiamo ancora ad esplorare questo mondo dei collage e poi dopo con gli amici che sono alla mia sinistra parleremo di un altro argomento sicuramente importante che è la donazione degli organi, cominciando anche una serie di trasmissioni che ci porteranno proprio a diffondere il messaggio della donazione. Intanto qualche tempo fa uno dei cavalli di battaglia dei collage era questo pezzo dal titolo Tu mi rubi l'anima. Abbiamo iniziato stasera col pezzo nuovo che fa parte di un doppio CD che abbiamo presentato ieri. Adesso torniamo un po' indietro nel tempo e certamente fra i tanti successi dei collage c'è questo pezzo che tutti voi ricorderete e che certamente avrete ballato, che certamente avrete ascoltato tante volte, anche in momenti un po' particolari della vostra esistenza. E allora, ringraziandoli per questa partecipazione ad Insieme, facciamo partire tra un istante l'applauso per i collage. Il pezzo si intitola Tu mi rubi l'anima. Collage!
bei ricordi, l'abbiamo detto ieri, quando poi le canzoni sono fatte bene, restano. Restano E poi, te le ricordi per sempre. E diventano proprietà di tutti. Assolutamente. Diventano di tutti, perché tutti poi le cantano sempre insieme a noi e questo ci dà una forza veramente. Ma sai quante volte abbiamo cantato Tu mi rubi l'anima? Lo posso immaginare, ma non lo so esattamente. Neanche io esattamente, però fatti il conto che sono circa 3.000 volte. Circa 3.000 volte, 3.001 con quella che abbiamo appena ascoltato. Collage. Allora, pubblicità, ci fermiamo. È piovuto il caldo, ha squarciato il cielo, dicono sia colpa di un'estate come non mai. Piove intanto penso a quest'acqua un senso, parla di un rumore prima del silenzio e poi è un inverno che va via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie e poi di cadere a tappeto? D'estate muoio un po', aspetto che ritorni l'illusione di un'estate che non so quando arriva e quando parte, se riparte. È un inverno che è già via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come folle e poi di cadere a tappeto? D'estate muoio un po', aspetto che ritorni l'illusione di un'estate che non so quando arriva e quando parte, se riparte. È arrivato il tempo di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai. Grazie. Devo dire, bellissima versione di una canzone straordinaria come Foglie di Malika Ayane, però devo dire che la interpretazione di Marilisa è stata davvero straordinaria. Complimenti, brava Marilisa Pino, e complimenti anche alle magiche mani del nostro pianista che è il maestro Lucio Nicolosi. Applauso, giusto Benedicta, giusto? Grazie. Beh, sto per salutarvi, però ho chiesto a Massimo, non il permesso perché sapevo che mi avrebbe detto di sì, però gli ho chiesto la possibilità di ricordare e di salutare papà suo, il grande Carlo D'Apporto, al quale facciamo un grande applauso perché sono di quei personaggi che non muoiono mai, che non ti dimentichi mai. Vediamo due piccoli filmati, poi ti chiederò un tuo ricordo personale. Abbiamo recuperato proprio due cose, brevi ma sicuramente molto particolari. 1954, Scala Reale, vediamola insieme. Natale Zennaro, vai. Eccolo qui, che arriva dalla nostra regia. Perdonate miei signori, molte cose vi dirò, non vi parlo di dolori, solo ridere io so. Ho fatto divertire i miei parenti, cugini, babbi, il nonno e la mamma, ed anche i miei fratelli sono contenti, in casa mia c'è la felicità. Perciò, se permettete vi diletterò, perciò,
Se voi ridete, morire riderò. Io rido sempre, quello che mi fa più ridere è il pensare a quel signore, Gaffeur, quel signore che parlava con una signora di una certa età. Ad un tratto chiede, scusi signora l'indiscrezione, quanti anni ha? La signora si sorprese e rispose, quanti anni ho? Quelli che dimostro. E il signore rispose, strano, la facevo più giovane. Ne vediamo un altro. Ritorniamo indietro fino al 1965. Il programma si chiamava Il Rotocarlo. Rivediamo questo spezzone. Eccolo che arriva. Io sono lo strillone dell'ultima edizione, sono l'unico a smerciarlo. Io sono il Rotocarlo. Io sono il redattore e l'impaginatore, sono l'unico a stamparlo. Io sono il Rotocarlo. Sullo sport io mi informo dal barbiere, le indiscrezioni me le dà il portiere. Sulla moglie so ascoltare la politica, poi la sento al bar. Son l'amministratore ed il finanziatore, son l'unico a pagarlo. Io sono il Rotocarlo. Io sono l'editore ed anche il direttore, son l'unico a comprarlo. Io sono il Rotocarlo. Io sono il Rotocarlo. Io sono il Rotocarlo. Voilà! Bellissimo. Massimo, Ma papà era un uomo di una grandissima classe e cantava anche molto bene, devo dire. Ho avuto la fortuna di stargli vicino anche negli ultimi anni, quando si parlava di più tra padre e figlio, perché si era ammalato e rimaneva a casa più spesso. Di quando ero bambino lo vedevo poco. E poi devo dire che sono stato fortunato perché papà non ha fatto un lavoro d'attore a 360 gradi. Mio padre mi ha lasciato molto terreno libero, perché teatro di prosa non ne ha fatto, televisione ne ha fatta ma in un altro periodo, non c'erano ancora le fiction. E così per quanto riguarda il cinema l'ha fatto negli anni 50. Insomma, ho avuto un gran bello spazio dove poter seminare anch'io il terreno. Però devo dire, sinceramente, non lo dico per farmi bello, mio padre è irraggiungibile per quanto riguarda me come figlio. Grazie Massimo che ci ha dato la possibilità di ricordare il grande Carlo D'Apporto. Allora, ho preso un impegno e pronto Sasà, quindi voi restate ancora su Antenna Sicilia, certo. Volevo fare, faccio come tutti i telespettatori, volevo fare gli auguri a un carissimo amico che si chiama, è il professor Santo Bonaventura. Santo Bonaventura, un siciliano doc che ha compiuto 85 anni, grosso poeta ma soprattutto uno innamorato della vita. E questa è una cosa che gli ho sempre invidiato, perché è una persona che non soltanto ama il suo passato, ma ancora adesso fa dei grandi progetti per il futuro. Auguri Santo. Ci associamo agli auguri. Ho detto ho preso l'impegno e quindi vi libero subito, però c'è la domanda, perché Diletta mi ha chiesto, posso fare una domanda a Massimo D'Apporto? Cosa vuoi che le dicessi? No? No. Dilettati, vai. C'è un motivo, perché mi sono avvicinata al mondo della recitazione, quindi avere un personaggio come te non si può stare mai tranquilli, si è avvicinata al mondo della recitazione, non si può stare tranquilli quindi mai. No, quindi non ti puoi distrarre un attimo. Quindi ne approfitto per farti questa domanda. Tu che sei un attore assolutamente poliedrico, tant'è vero che reciti al teatro, al cinema e alla televisione, anche, esatto, anche doppiaggio. Ma esiste una differenza tra la recitazione teatrale e la recitazione invece cinematografica o televisiva? Sì, è il rapporto che si ha con il mezzo, nel senso che qua
Noi abbiamo il rapporto con la telecamera, che è lo stesso rapporto che si ha con la macchina da presa, insomma. La telecamera ti dà delle possibilità con il primo piano di dire delle cose anche molto interiorizzate e arrivano al pubblico a casa. La stessa frase che tu dici in televisione o davanti a una macchina da presa molto interiorizzata e senti comunque una verità nel dire quella battuta, per avere lo stesso effetto in una sala teatrale dovresti dirla in un'altra maniera, devi esteriorizzarla molto e mettere molto di più la voce, non hai le stesse possibilità che hai davanti a una macchina da presa, per cui quello che ti posso consigliare intanto è di indagare bene su questo corso, perché mi sembra tanto strano che ti dicano vuoi fare l'attrice di teatro, di televisione o di cinema. Bene, quindi questo è un primo consiglio vero, reale. Sì. L'attrice è attrice, poi dopo ti rendi conto te la differenza che c'è con il mezzo televisivo, cinematografico, teatrale. Soltanto la differenza che tu devi sempre tenere presente è che davanti alla macchina da presa, davanti alla telecamera, non devi recitare, devi essere più naturale possibile. Quando stai davanti a un pubblico teatrale, purtroppo devi recitare, perché sennò non arriva a quello che dici. Grazie. No, vorrei sentire Benedicta su questa lezione del professor D'Apporto. No, è perfetta, Beh, i bravi attori sono quelli che si adattano al mezzo, certo. no? Se tu sei sempre uguale non sei un bravo attore. Assolutamente. Saluto Rossana Bonafede, grazie Rossana. Ci rivediamo probabilmente la prossima estate. Magari. Col signor Enrico Guarneri Litterio. Ringrazio la protagonista femminile che è Benedicta Boccoli. Grazie. Benedicta. E ringraziandolo veramente di cuore, perché ho visto che ha anche sofferto un po', però non ha voluto mancare all'appuntamento con Insieme e col pubblico della televisione siciliana. Saluto Massimo D'Apporto. Grazie. Perché hai chiesto un leggio? Perché normalmente il leggio lo si chiede per una recita, no? Visto che stasera ci sono attori molto importanti e aspiranti attrici che studiano e ho voluto cimentarmi, è vero, anzi mi diletto anch'io, stasera interpreterò delle cose per voi, un momento molto serio, lo proviamo. Addirittura? Vabbè, Salvo, sai com'è? Con la collaborazione del maestro. Il maestro ti accompagna. Sull'Oceano, che possiamo... Dottore Pellicanò, dicevo prima, non si può stare mai tranquilli. Esatto. Ti giri un attimo e lei si iscrive a un corso di recitazione. Esatto. Ti distrai un secondo e Sasà vuole fare l'attore impegnato. No, devo stare sempre concentrato, vabbè, non posso stare io fermo. mi svelo subito quanto è impegnato. Vabbè. Dico però, vai. per favore evitate di ridere, fatemi concentrare. Come evitate di ridere? Sono venuti qui per questo. No, nel senso che è una cosa impegnativa, diciamo, va, forza. Ah, proprio una cosa seria. Un po' di suspense, sì. Grazie. Natale Zennaro, Ernesto Marino, un po' di atmosfera. Vabbè, seguiamo. Mi viene già tinto. La moglie dice al marito: amore, voglio farmi un intervento di chirurgia plastica. Il marito, continuando a leggere il giornale, seraficamente ribatte: amore, fare la chirurgia plastica è come cambiare le piastrelle in bagno. Cambi le piastrelle, ma un cesso rimane comunque. Bene, grazie maestro, perfetto. Ho smarrito il mio cane e non so come fare. Metti un annuncio sul giornale. Ci avevo pensato, ma il cane non sa leggere. Ora, dal fruttivendolo: scusi, quanto vengono i carciofi del fruttivendolo? 2 euro a chilo. E i cachi? Ma dopo lui ti ghionna. Non ridete per favore, che deve essere. Questa è più complicata. Una donna si sveglia di notte e vede che suo marito non è a letto. Si infila una vestaglia e scende in cucina. Trova suo marito seduto con una tazza di caffè, seduto e pensa.
sembra che sia assorto nei pensieri molto profondi e fissa un punto oltre il muro. Lei vede una lacrima scendere dagli occhi di lui mentre sorseggia il caffè e gli dice: cosa, caro, che c'hai? Sussurra entrando nella stanza: perché non vieni a letto? L'uomo, guardando il suo caffè, risponde: cara, ti ricordi 20 anni fa, quando abbiamo iniziato a frequentarci e tu avevi solo 16 anni? E lei: sì, me lo ricordo. E ti ricordi quando tuo padre ci beccò sul sedile della mia macchina mentre facevamo l'amore? Sì, me lo ricordo. E ti ricordi che tirò fuori la lupara e me la puntò in faccia e mi disse: o ti sposi mia figlia o ti fai 20 anni di galera? Sì, mi ricordo pure questo. E con ciò un'altra lacrima sulla grancia: oggi sarei uscito. Un siciliano. Mi devo riconcentrare, scusa. Un siciliano immigrato torna a casa dopo 2 anni e trova la moglie piena di soldi. Allora chiede: che fu? Vincita all'otto? Che fu cinquina? No, caro. Che fu quaterna? Dice: no, caro. Che fu tenno? E in cacetto fu tenno, fu tenno. Un emigrato catanese torna da Milano e trova la moglie incinta. Beh, ci fa: che è successo? È il miracolo. Arrestasti incinta, io non ti vedo da 3 anni. La moglie: Carmeluzzo mio, la tua foto guardai e tutta mi eccitai. Carmeluzzo: bottana sei, la mia foto mezzo busto era. Dice: questa che è l'apoteosi. Il paziente è in analisi sul divano di uno psicanalista, vedi la tragedia. Dottore, dottore, sono disperato, mi sono innamorato del cane di mia moglie. Il dottore: ma il cane è maschio o è femmina? Il paziente indispettito: dottore, ma che dice? Certo che è femmina, ci disse che sogno pazzo, no puppo. Ok. Vai. Io... Aspetta. No, mi piace questo esperimento sì, di... è grazioso. Come dire, teatro impegnato, di alta letteratura, anche se volete. Peraltro, dopo aver parlato con un attore bravo come Massimo... Ho comprato... Vai. Ho comprato 2 bistecche di manzo irlandese, ma mio figlio non l'ha digerita perché non mastica l'inglese. Cosa dice? Scusami se l'ho chiamato l'applauso, ma ci stava sulla mimica, ci stava. Vai. Quando uno è bravo, vedi, quando uno è bravo, è bravo. Lei è troppo gentile, signor La Rosa, lei è troppo gentile. Quando uno è bravo, vai. Cosa dice un vitello siciliano quando entra nella stalla? Mezzeca, tonnato sono. Aspetta. Qual è il colmo per un negozio di pompe funebri? Dire a un cliente: prego, si accomodi alla cassa. Vabbè, è stato un esperimento, però mi sono divertito. No, però ascoltate, molto elegante. Non ne sapevo nulla, per cui adesso chiedo il giudizio unico per noi, quello del pubblico. Com'è stato Sasà come attore tragico? Diciamo... Vieni qua, Sasà. Diciamolo alla catanese o alla siciliana. Considera, abbiamo proprio debuttato stasera. Come attore tragico sei proprio tragico. Esatto, molto tragico. Sei molto tragico. Sasà Salvaggio, grazie. Allora.
Era nata una sera da un gioco perdente tra una donna distratta e una stella cadente. I suoi sensi di colpa le stavano appresso come un vecchio vestito che ti cade addosso. Era bella sul serio col viso truccato come un fiore di carta incerto e sbiadito. La sua vita la vide passare di corsa e la vissero gli altri, lei fu una comparsa. Lei non sapeva far l'amore e non poteva farci niente, non conosceva l'emozione di chi si vuole bene, di chi sa dire sì. Lei non sapeva far l'amore e questo è un fatto marginale, ma un corpo steso sopra il letto a volte ha pure un prezzo e un uomo lo pagò. Ed un poco per soldi ed un po' per paura lei decise di usare quell'altra natura. Mise in vendita un viso da bimba perversa e si prese il suo marchio di donna diversa. Lei non sapeva far l'amore e non poteva farci niente, no, non conosceva l'emozione di chi si vuole bene, di chi sa dire sì. Lei non sapeva far l'amore e questo è un fatto marginale, ma un corpo steso sopra il letto a volte ha pure un prezzo e un uomo lo pagò. Grazie. I collage. Avremo un quarto pezzo, eh? Va bene, grazie. E allora facciamo rientrare Natale per chiudere la nostra puntata Stasà Salvaggio e poi andremo in pubblicità prima dei saluti finali. Allora, applauso per Stasà Salvaggio. Ecco. Stasà, a te il pubblico per un finale, vai. Allora, sì. Che ti devo dire, siccome si parla, io non parlo mai di politica, però ci sono Berlusconi, però sai che sono adesso le elezioni, c'è la fiducia il 14 di dicembre se non sbaglio, non si sa se il governo cade o non cade, insomma io non voglio entrare nei meriti, però insomma si parla sempre di questo, a proposito del Cavaliere, come diceva prima Salvo, so che due persone si sono sentite al telefono, due si incontrano, e uno gli dice: compare, come stai? Ma vedo che ti sei fatti i soldi. Sì, lo sai che ho fatto? Ho telefonato in Rai, gli ho detto che sapevo tutto su Garibaldi, mi hanno chiamato, ho partecipato ad un quiz, pensa, e ho vinto 500.000 euro, anzi. E chiedo, va bene, dopo una settimana si rincontrano, mizzica, ma ti vedo con la macchina, vestito bene, ma ti sei fatto pure i soldi? Dice sì, dice se lo che ho fatto. Ho chiamato Mediaset, gli ho detto che sapevo tutto su Berlusconi, ma come fecero parlare mi mettero 500.000 euro, cioè proprio subito, adesso. Che poi, sapete, ci sono anche, possono succedere delle cose, per esempio c'è un prete in Sicilia che ha una piccola disgrazia, questo si chiama Padre Luigi, che ha una piccola disgrazia, fortuna è preciso, una stampa uguale,
a Silvio Berlusconi. Preciso, o stesso. Quando è vestito da prete, giustamente ci dicono, in Italia pare Berlusconi, però capiscono che è il prete. Ma quando capita che il prete sono in abiti civili, giustamente ci dicono tutte, ma lei è Berlusconi? E chi ci dice, non sono io Berlusconi, sono padre Luigi. Per favore, non cominciare. Allora, questo un giorno va in America e va a trovare una comunità di siciliani a New York, dice, speriamo che non mi stonano sempre con questo Berlusconi. Arriva in aeroporto, subito gli americani, Mr. Berlusconi, benvenuto, un sogno Berlusconi, sono padre Luigi, ma come ve le dire? Arriva quello del taxi, Mr. Berlusconi, I am not Berlusconi, sono padre Luigi, ma come ve lo devo dire? Arrivano in albergo, subito alla hall, Mr. Berlusconi, welcome, non sogno, sono padre Luigi. Insomma, ben cazzato, si innacchiano nella stanza, dice, ora mi rilasso, basta. Appena entra nella stanza... Chi era? Nella stanza, signora? Non l'ho capito. Sì, questa stanza è sempre molto affollata, può essere. Apre la porta e vede un femminone, signore, un petto tanto alta, 1,87 m, senza tacchi, che ci fa Welcome to New York, Mr. Berlusconi. Chi è padre Luigi mi consente... Vabbè. E poi vabbè, sono notizie che arrivano. Sono notizie, certo, non sono barzellette, sono notizie. Notizie, l'altro giorno, perché poi sono stato a Barcellona, e loro mi hanno chiesto, dice, ma in Italia che state facendo? Ho detto, ci sono notizie tristi, notizie molle. L'altro giorno purtroppo ad Agrigento è stato arrestato un signore, Rota il diritto, dice, ma che cosa ha fatto, qual è il reato? Questo signore è entrato in una casa, pensate, ha violentato la mamma, la nonna, la figlia e il padre, suo nonno e un cane. Un commissario ci dice, ma che voleva fare? Che dice, mi volevo fare una famiglia. Che sarebbe una cosa bella se non ci fosse il risvolto drammatico in questo caso, terribile. E poi... Per adesso ci sono delle condizioni climatiche avverse, non so a Catania, ma a Palermo c'è stato uno scirocco, vento anche a Catania, pazzesco, cose da pazzi. C'è stata allerta Monzoni, addirittura a Palermo, cose da pazzi. Pensate che è stata allertata la compagnia dei carabinieri di Palermo. Allora pensate, arriva l'appuntato, maresciallo, stanno arrivando i Monzoni. Io, maresciallo, ma che mi sta dicendo? Piglia, prendete gli elmetti, pigliate le fucili, pigliate i pistoli. Maresciallo, ma non c'è bisogno di fare così, i Monzoni sono 20. Vabbè, saranno 20, 30, 40, uscizzo la mappigliare. Non è che possiamo... Sì, vabbè. E concludo? Sì. Grazie, siete troppo gentili. A proposito di Berlusconi, Emilio Fede, che tanto ha avuto una piccola disavventura, picchia la coppa, dice che non sapevo, quando ero in Spagna, quando è successo, è stato anche vittima di un piccolo incidente, perché addirittura sembra che il Ministero stava per uscire dei francobolli con la faccia di Berlusconi. Ne mancava chi, onestamente, con la faccia di Berlusconi, ma sono stati ritirati immediatamente perché Emilio Fede li leccava dalle parti sbagliate. Vabbè, però scusatemi, è cronaca. Mi consenta. È cronaca. Senti, ti devo chiedere un'ultima cosa e poi andiamo a chiudere. Vuoi qualche altra notizia? Sì, no, perché poi devo chiedere una cosa finale. No, mi piace questo fatto di essere sempre aggiornati, no? Perché insieme vai in onda ogni giorno in diretta. Certo, diamo queste belle notizie, vedremo. Belle notizie diamo. Se trovo, non vorrei dire una pizzeria e poi notizie. Ce l'ho. Dai. Qua ce l'ho. Allora, Nano cade dal 7° piano, si salva miracolosamente aggrappandosi al bordo del marciapiede. Fermi, senza ridere. Vabbè. Esplode scatola di piselli al supermarket, 5 donne incinte. Arrestato elettricista, vendeva prese per il culo. Io non lo so. Vabbè, non lo so, elettricista. Poi? Beh. Si sdraia sui binari del treno Palermo-Napoli, muore con 8 ore di ritardo. Aveva sbagliato il binario. Vabbè, senti, per chiudere, mi hanno fatto una richiesta e quindi sotto finale io vorrei esaudirla. Perché tu sei diventato anche famoso per l'interpretazione delle Abbagnate.
Come no? Io ho avuto una richiesta attraverso il nostro Facebook, lo ricordo, Salvo la Rosa Insieme, e attraverso Insieme. Lo vedo perché mi arrivano che mi tagghi. Io ti mando le notizie che mi arrivano sul sito. E annuncio che tu ci sei. Facebook serve a questo, tra di noi, quando lo utilizzi per lavoro. Certo, così. quando si utilizza per cortiglio Esatto, poi ma noi abbiamo la chat bloccata, diamo solo notizie di lavoro. Allora, le ricordiamo queste bagnate che fanno parte anche della nostra cultura, insomma, del nostro patrimonio storico-culturale. Ricordiamone alcune. Ma che ti posso dire, le bagnate per esempio tra Palermo e Catania ce ne sono tantissime. Sì. Non so, ti posso dire così, tipo per esempio a Palermo c'è uno che vende il sale, che è molto ma molto più famoso del sindaco, di tutti. Lui la mattina arriva alle 7 del mattino con la lapa che fa bello che già ha la lapa smarmittata dalla fabbrica, a così lo sente che si arriva. E allora arriva con questa lapa e comincia a fare: compratevi sale e conservatelo, 4 pacchi, 1000 lire, perché malgrado l'euro se ne fotte, ne può cancellare la canzone che giustamente non ci ha fatto. E continua: è una vera occasione, lo comprate a meno prezzo. E ora ti dice la frase che ti fa scendere a cattare un sale, perché ti dice: quando mi cercate non mi trovate. Dici: sta attento che dici senza sale. L'altro giorno al tavola sento una lapa che si fa: Casugno. Ma qua è? Casugno. Ma sarà un amico, un parente, troppo pensura faceva: che fame ne vaio? Ma chi schifo vuole? Che uno manco sape che cosa viene. A Raddusa, questo è il miracolo. Quindi Raddusa, sì. Catania, provincia di Catania, sì. Un venditore di frutta e verdura, un miracolo. Questo è veramente, l'ho raccontata tante volte. Arriva con la lapa, il miracolo siciliano. Aiupira capare un puma! Un miracolo! Un miracolo. Senti, e quella delle bibite qual è? Ultimo finale? Quello di Mondello. Di Mondello, sì. Era una a Mondello, che è una bellissima spiaggia. Questa è bellissima. Palermitana, no, perché veramente fa vedere quanto un siciliano, come diceva Pirandello, diciamo che quando nasce un siciliano è già attore, ed è vero. Perché c'è una creatività che è solo nostra, no? Che è solo siciliana, e che poi si gusta soprattutto negli ambienti più popolari, quindi nei mercati, per esempio. Perciò c'è questa, uno entrava in spiaggia d'estate, mentre uno bello era stennicchiato, come si dice dalle nostre parti, a prenderti il sole. Lui entrava con la borsa delle bibite attaccata alle spalle, tranquillo, e cominciava a fare: Coca-Cola di più, aranciata più picca, birra e sai cosa bevi, e non beve nessuno, chi malura e nessuno mi chiama. Non aveva la carta malapigliata, c'era uno che si picchiava solo e ci faceva: qualcuno ha chiamato? Che chi lo stava nell'aria, ma va fantesca. Lui si girava: mi sono sbagliato. Fantastico, viva la creatività dei siculi siciliani. Brava che tu hai cantato appunto in questo spettacolo, ricordiamolo, Sasà. Sì, questo spettacolo che si chiama I Love Sicilia. Poi invece dobbiamo fare qualche volta, in qualche puntata vi voglio portare una piccola orchestrina, che sono i Jumping Up. Noi facciamo, loro fanno musica anni 50, noi abbiamo fatto le cover dei più grandi italo-americani, che tanto per cambiare sono sempre siciliani. Luis Prima pensa che era la dirige di Sala Paruta, di tutto il paese vicino Poggioreale, dove c'era l'originale da parte di mio padre. E abbiamo fatto delle cover divertenti, stile americano sicule, che riproponiamo nello swing anni 50. Una cosa molto graziosa che stiamo facendo ovunque, e spero una di queste volte di farla qua ad Insieme. Allora ci fermiamo un attimo e poi finale. Sasà Salvaggio, Collage. Grazie Sasà. Facciamo i saluti, Diletta, prima del finale, ancora comico e musicale. Vediamo volentieri chi ci ha scritto, fra i tanti. Ancora scrivono grazie per la sempre. puntata di ieri. Allora, Santo La Spina di Giarre domani compie 11 anni e i genitori, la sorella e tutti i suoi amici gli fanno un caloroso augurio di buon compleanno. Benissimo. Quindi auguri a Santo. Facciamo poi un unico grande applauso, dai. Tanti cari saluti a Marilisa da parte di Melo Venti. Un saluto a tutta... Ma Elisa è la nostra? È proprio la nostra cantante. Che in questo momento è fuori. Beh, allora glieli faremo dopo, dai. Un saluto a tutta la meravigliosa famiglia d'Insieme da parte di Salvatore Mareggiato, che ci segue dalla Germania. Stiamo arrivando bene col satellite, un po' di pazienza, ma stiamo risolvendo i problemi, vi chiedo scusa. Poi auguri alla signora Eleonora per i suoi 47 anni da parte delle figlie Maria, Rosanna e dal marito Giuseppe. I loro saluti partono da Darmstadt, che è una città, esatto, e si trova in Germania.
e arrivano a Gran Michele alla famiglia Bafumi ed estendono il loro saluto a tutto il cast insieme, in particolar modo a te Salvo e anche a Litterio. Ricambio anche il nome di Litterio. Allora, Marilisa è tornata perché abbiamo risistemato il saluto. C'è un saluto per te Marilisa, quindi lo facciamo insieme. Ti saluta affettuosamente Melo Venti. Melo Venti è un nickname, uno pseudonimo, non lo so, Melo Venti, poi saranno 20 anni sicuramente, Melo che ha 20 anni. Un saluto lo faccio io a Gianfri Lena, che è un ex allievo salesiano di Palermo, e voi sapete che quando parlo dei salesiani di Don Bosco il mio cuore batte in maniera forte, e adesso è un cooperatore, quindi una persona impegnata nel sociale. Mi ha scritto delle bellissime cose per le quali lo ringrazio. Allora, ultima pubblicità e poi vediamo di chiudere in allegria e in musica anche questo appuntamento di oggi. Aspetta un attimo, perché con chi stavi parlando? Ah, con la telecamera dall'alto, perché ho visto Un mondo per voi e ho detto, ma con chi sta parlando? Impazzita? Senta, cavaliere, va bene, sì. Ma la dovete... Il cavallo dove l'ha lasciato? Il cavallo è fuori, è posteggiato. E la lancia? La lancia in resta. Ho capito, quindi verrà qui in teatro col cavallo? Da lunedì sì. Perfetto. Va bene, grazie. Un applauso al cavaliere. Grazie, sì, va bene. Abbiamo anche la cantante spiritosa. Sì. Ora. Vabbè. Allora, ci sono 2 saluti, poi Sasà e quindi chiudiamo con un'altra estate. Va bene? Così ci ricordiamo dell'estate passata e ci prepariamo a quella che verrà. Faccio un augurio io a 2 amici che sono Giovanni e Salvina di Blasi, che domani, Salvatore, festeggiano 43 anni di matrimonio. Benissimo, auguri a loro che sono nostri amici. Giovanni è un collaboratore diretto, un socio di Salvatore Tolomeo, quindi grazie a Giovanni e Salvina. E tu? Io devo fare un saluto che ci viene proprio richiesto dal pubblico. Sì. Infatti nel gruppo di Santa Croce Camerina c'è Giovanni, qui. Esatto, sì. Sono proprio qui, c'è Giovanni Cascone che fa il compleanno. Auguri dagli amici di Santa Croce Camerina. Auguri signor Giovanni. Dov'è Giovanni? Giovanni Cascone, eccolo là sotto, Natale, lo vedi? Sta auguri. Agitando la mano. Bene, bene, auguri e grazie per aver trascorso con noi il giorno del suo compleanno. Sasà, ho pochi minuti per una battuta finale. Di cosa possiamo parlare? Ma vediamo, a proposito di Abbagnate, continuiamo, ti faccio un'altra Abbagnata, no? Di quella là, di quella Abbagnate. Anche qua stesso. Anche da qua stesso. Dai, Diletta, dici qualcosa, una Abbagnata, cosa ti piacerebbe sentire? Tu conosci le Abbagnate? Sì. No, a Catania non no. Sinceramente no. A Catania non ci sono quelli con la lapa che abbagnano. Certo, ma uno lo conosci sicuro? Sì. È straniera? Non lo so, non mi risulta però. La conosci? Sentiamo. Quello lì che gira con l'apa. Con la moto. Con l'apa. Dimmi la lettera con cui inizia. Ce n'è uno famosissimo. A Catania? Sì. Io veramente, qual è il più famoso di Catania? Non lo so. Il più famoso di Catania. Chi è? Quello che dico quello internazionale. Sì. Ce n'è uno che unisce l'Italia dalle Appennini alle Ande, come alle Alpi. Signore, lui passa ovunque. Io l'ho trovato da Bolzano a Canicattì, ora ci vuole. Lui passa la mattina, voi lo sapete, perciò ripetetelo tutti insieme. Lui arriva e fa: donne, è arrivato. Questo voleva dire, Diletta voleva dire questo, ammolafobici e cutelli. No, non è in italiano, lo fa. Donne, abbiamo tutti i pezzi di ricambio per le vostre cucine a gassi. E più gas è plurale, i cucine su assai un gas. Poi ci sono per esempio, a proposito di quelli estivi, prima ho dimenticato,
E ce n'è uno bellissimo che passa Isola delle Femmine, lui ha una motolapa con i gelati, appena posteggia scende e fa a una e senza buttare, tu ti giri e non c'è nudo! Ma perché lui si prepara, Preventivamente, è preventivo, capito? sì, è preventivo. Che poi possono anche succedere delle disgrazie, è vero? Ah, sì? Facciamola col maestro, adduma. Sì, adduma, maestro. Luce. Vedete così, è bello Improvvisazione. insieme perché improvvisiamo, dai. Regia, Sì. un po' di suspense. Vai. Sì. Ma no, subito. A domani che sai addirittura, ecco. C'era un venditore a Licata, provincia di Agrigento, che mentre passeggiava nel viale, purtroppo le strade siciliane non sono sempre tanto precise, accappotta con la lapa. Nella disgrazia rimane sotto la lapa. E allora che fa? Accende il megafono e fa. Aspetta, le domani. Sì. Aiuto! Fermi. Momento tragico. Accappottai Calapa. Sì. Ma il bello deve ancora l'uomo arrivare là sotto i finocchi, puma le mule. Dopo 20 minuti riaccende di nuovo il megafono. Aiuto! Si stanno fottendo i pira e i puma. Viva la Sicilia e Siciliani! Grazie. Yes! E allora salutiamolo. Sasà Salvaggio. Buonasera a tutti. Grazie. All'ingresso trovate gli amici e le amiche della World Service di Arturo Magni, grazie. Il nostro angolo musicale, Lucio Nicolosi e Marilisa Pino. Buonanotte a tutti. Grazie anche ai Vigili del Fuoco di Catania. Ci vediamo lunedì con Diletta Leotta. Grazie, buonanotte. Prepariamo la loro esibizione per chiudere i collage, un'altra estate.